Al telefono con noi Roberto Pizzoli, sindaco di Portotolle. Premettendo che vogliamo fare i complimenti a tutti i sindaci d'Italia, perché sono quelli in prima linea in assoluto, l'ha detto anche il Premier Conte ieri. Guardando i social, lei è molto presente giustamente nei social, stamattina era abbastanza polemico sul discorso di Conte di ieri. Come mai? Sì, buongiorno Leandro, buongiorno naturalmente a tutti i tuoi radioascoltatori, i nostri radioascoltatori, no? Tutti i nostri cittadini del Polesine. No, niente, non è più che... Allora, facciamo una premessa e l'hai detto benissimo, insomma, i sindaci sono in prima linea, spesso devono correre, vedi la situazione dei cimiteri, no? Sei seduto a tavola alle 13 del pomeriggio, dicono alle 15 aprono i cimiteri, la gente subito naturalmente, le chiamate, i messaggi, eccetera. Naturalmente dietro c'è tutta una prassi da seguire, quindi non è che un sindaco è la bacchetta magica, oggi per domani fa tutto. Questa era solo per fare un esempio su come i sindaci oggi sono messi alla prova e quante risposte devono dare. Io stamattina ho passato la mattinata al telefono perché tutti mi chiedono naturalmente indicazioni anche per quello che ha detto il Premier Conte ieri sera. Lo sfogo di questa notte riguardo quello che ha detto il Premier ha legato esclusivamente, allora io Leandro ricevo messaggi e telefonate di commercianti, di aziende, di situazioni veramente difficili, le vivo tutti i giorni, le assorbo tutti i giorni, dare delle risposte è veramente molto difficile. Allora, quello che mi sono permesso di dire, con tutto il rispetto di quello che capisco che è molto difficile affrontare un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, però quello che mi aspetto è che o intervieni economicamente, magari fuori il debito pubblico, delle liquidità, non so, io non sono né un professore né un esperto di alta finanza, ma ci sono le leve comunque per riuscire a dare liquidità a chi ha necessità di sopravvivenza, o altrimenti si torna, se veramente la situazione prende una piega che può essere governata dalle mascherine, dai guanti, dal metodo di distanza, da tutti i dispositivi, allora dai la possibilità alla gente di lavorare, se no veramente tra qualche mese, Leandro, veramente sarà dura per tanti poter ripartire, ma veramente dura. Ecco, questo naturalmente mi sento di condividere le sue parole, però a questo punto cosa proporrebbe lei per una ripartenza? Beh, io credo che ci siano appositamente i tecnici, i comitati tecnico-scientifici che possono avvallare o meno determinate situazioni. A mio avviso è giusto probabilmente omogenizzare un po' la situazione sia per le scadenze, e quindi dico se è il 4 maggio è il 4 maggio, se è il 18 è il 18, se è il 20 il 20, ma dare omogeneità di intervento. Adesso ad esempio Leandro, i bar, no, possono fare la vendita da sport. Se io vado dentro con la mia mascherina e i miei guanti, prendo una tazzina di caffè, mi metto al tavolino, la bevo lì e vado via, cosa cambia da prendermela e portarmela a casa? No? Diciamo sostanzialmente non è che cambia tantissimo, insomma, dopo ci sono delle attività che è chiaro che uno va al ristorante per mangiare in compagnia, a me fa piacere mangiare con Leandro, andiamo al ristorante e mangiamo insieme, è chiaro che l'asport non può compensare quello che è l'attività, però penso ai parrucchieri, penso a determinate estetiste, delle categorie, anche loro veramente in difficoltà. Io ne ho sentito più di qualcuna questa settimana, e c'è chi aveva il mutuo, l'affitto, le scadenze, è chiaro che sono in difficoltà, e anche loro dicono, vabbè, ma io con la mia mascherina posso almeno tagliare i capelli. Una volta in guerra, no, mi faceva presente una nostra parrucchiera di Portotolle, una volta in guerra facevano proprio un servizio pure in mezzo a pestilenze, andavano a fare un servizio, no? Perché tagliare i capelli diventa anche un servizio a volte. Ecco, magari riuscire in maniera omogenea a dare quei dispositivi di sicurezza, di fermazione di sicurezza, è chiaro che deve essere una cosa che anche il comitato tecnico scientifico deve avallare, perché io non mi permetterei mai di dire di mettere in pericolo una categoria rispetto ad un'altra o comunque i propri cittadini. Insomma. Il turismo che stava partendo alla grande nel nostro territorio, con questa frenata cosa succederà? Fa male questa storia qua. Adesso noi siamo naturalmente nella sezione di costa con tutti i comuni dei Veneti, dell'Adriatico, quindi da Bibione a Jesolo, passando per Sottomarina, Rosolina, Portotolle, siamo tutti insieme, stiamo cercando di trovare le linee guida per far partire una stagione che non sarà sicuramente la stagione balneare classica, sarà qualcosa di rivisto. Abbiamo già fatto 2 incontri anche con l'ASL per vedere se ci sono delle direttive, per dare anche delle linee guida
non sarà semplice, non darà sicuramente economicamente quello che è, sai benissimo in Veneto il PIL del turismo sono 18 miliardi di euro, chiaro che quest'anno ce li possiamo dimenticare alla grande, però almeno da dare quella o se non altro quel servizio che è quello turistico e far lavorare almeno da far recuperare qualcosa ai nostri addetti e naturalmente dare anche quella possibilità, io mi immagino anche ai nostri figli, è una cosa che effettivamente dei nostri bambini parliamo veramente poco e hanno veramente delle grandi necessità, sono 2 mesi che sono chiusi in casa davanti a uno schermo, davanti a un video, davanti e dà la possibilità di vivere almeno la passeggiata al mare, di giocare, ecco, è il mio sogno, no? Penso che sia il sogno di tutti i genitori in fondo oggi, in questo momento qua. Vabbè, ultima domanda, comparto ittico? Altra situazione difficile, abbiamo fatto ripartire i cantieri, sai che stanno facendo la ricostruzione della sacca qua da noi, però naturalmente la vendita delle cozze è compromessa perché chiaramente non può essere la vendita degli altri anni, le vongole praticamente vanno una volta alla settimana, il mercato ittico della pesca funziona un po' di più perché comunque diciamo che non è mai stata chiusa come filiera, però anche lì c'è, diciamo che il riscontro è molto difficile da portare avanti davvero. Speriamo che ci sia, ripeto, degli interventi importanti dalla regione, soprattutto dal governo, di dare un po' di respiro perché sarà veramente una situazione molto dura, ma soprattutto nei prossimi mesi. Sindaco, la ringrazio anche per la disponibilità, naturalmente buon lavoro a lei, buon lavoro a tutti i cittadini del Delta e grazie ancora veramente per il suo lavoro, grazie ancora. Grazie a te, sai che l'informazione, io dico sempre, è una cosa fondamentale, informare le persone, quindi i giornali, la radio, anche i social, se usato bene, perché ne vediamo un po' di tutti i colori, ma la radio, TV, oggi sono importantissime, l'informazione deve veicolare nel miglior modo possibile, quindi un caro saluto anche a te per il lavoro che fai. Grazie Sindaco, buona giornata. Buona giornata.